alistándose en esa sala de prensa, así que nada, en breves instantes vamos a escuchar cómo va la... Mister, buenos días. Buenos días. Mañana el Valencia debuta en la Copa del Rey ante el Leganés. Un partido pues para recuperar pues confianza, moral, después de lo que pasó en Sevilla, como usted bien dijo, para continuar en esa línea, ¿no? Perfecto, es un partido para recuperar entusiasmo, para recuperar equilibrio, para recuperar la voglia di superare tutte le difficoltà, perché hemos perdido un partido l'altra noche, ma non meritavamo di perdere, quindi hicimos un buen partido. La mañana va a ser un partido interesante per questo. Águeda de Antena 3, yo le quería preguntar del partido del Sevilla, los aficionados del Sevilla le cantaron al Valencia a segunda OE. ¿A usted cómo le afectaron estos cánticos? Diciamo che in certi momenti, lo dico in italiano piano, che in certi momenti bisogna sopportare, perché quello che conta è la fine della temporada. Vedremo alla fine della temporada chi canterà. Mister, aquí detrás Víctor Lluch de Onda Cero. ¿Cuál es el objetivo del Valencia en esta competición que empieza mañana en la Copa? Mis equipos non rinunciamo a nada. L'obiettivo è quello de jugar un buen partido. L'obiettivo è quello di migliorare il sistema di juego. Il mio obiettivo è quello di dare fiducia ai miei giocatori. Questo è l'obiettivo. Hola, mister. Buenos días. Hola. Manu Jimeno del Desmarque Valencia. ¿Sirve el partido que se jugó prácticamente a final de septiembre contra el Leganés de Liga? ¿Es un poco, sirve ese partido que se jugó el Valencia allí o han visto otros partidos? ¿Han visto el que jugó, por ejemplo, este fin de semana también? Sì, diciamo, abbiamo visto le partite prima, abbiamo visto anche le ultime gare. È un equipo interessante tatticamente, soprattutto con i 4 giocatori adelante. Per nosotros mañana va a ser un partido interesante tácticamente. Hola, mister Carlos Martínez de la cadena SER. Le voy a hacer 3 preguntas muy concretas en una. Simone Zaza es un objetivo real para reforzar el equipo en el próximo mercado de invierno. Además de reforzar el equipo con un delantero, ¿considera que también es necesario traer un medio centro? ¿Y sabe ya si hay dinero para acometer fichajes en este mercado de invierno o vamos a tener que recurrir a las cesiones de jugadores a préstamo? Ho capito todos, ma non voglio mancare di rispetto, ma del mercato non voglio parlare. Hola, mister. Buenos días. Hola, buenos días. Ignacio para Diario de Mestallá. ¿Le ha transmitido el director deportivo o la presidenta la importancia que tiene la Copa del Rey para el club? Muy importante per los aficionados, per el club, per nosotros, per todos. Muy importante perché abbiamo la necessità di migliorare sempre partito dopo partito. E la Coppa del Re è qualcosa di straordinario per tutti, perché ricorda i periodi meravigliosi della storia di questo club, ricorda a tutti che puoi entrare in una porta d'Europa, e quindi ci sono tante cose che ricordano partite importanti. Hola, buenas, Conrado Valle, el diario AS. No sé si usted es partidario de hacer rotaciones en la portería de una competición a otra y si hay cambio en la portería, si tiene decidido si jugará Jaume o Ryan. No, non abbiamo ancora deciso, ma decideremo domani. Per quanto riguarda la formazione decido domani, non do vantaggio a nessuno e voglio tenere tutti molto concentrati. Hola, buenos días. Te sale Víctor Martín, directo para CV Radio.
¿Es el momento para dar entrada a esos jóvenes de los que ya hablamos el viernes, como Munir, como Carlos Soler, como Gallà, para este partido, para el partido de Copa? La convocazione è una convocazione dove ci sono tutti i giocatori, quindi vuol dire che abbiamo un'idea precisa, abbiamo sotto controllo tutto, quindi tutti devono essere pronti, tutti devono essere pronti. Mister, Rafa Villarejo de la COPE, precisamente hablando de la convocatoria, no estaban hoy Enzo Pérez y Mario Suárez, quería saber qué les pasa, si van a estar o no para mañana, y tampoco estaban, por ejemplo, Lator y Rafa Mir, sí Carlos Soler. ¿Va a ser una convocatoria del primer equipo por la importancia que usted le da a este partido? Per quanto riguarda Perez ha un problema muscolare, quindi domani non può essere convocato. Per quanto riguarda Mario è stato fermo per precauzione e valuteremo la mañana. Hola, mister, aquí, Chema, del Taller Deportivo Sport Juna 97.7. Le quería preguntar dos cosas. Una, por Siqueira, las razones por las que eligió a Siqueira para el partido del Sevilla y si va a tener continuidad. Y la segunda pregunta es que usted siempre dice que hay jugadores a los que le falta humildad y lo remarca en las ruedas de prensa. ¿Qué quiere decir con eso y qué jugadores cree que les hace falta más humildad? Per quanto riguarda Siqueira, è un giocatore che abbiamo recuperato. Chiaro che quando recuperi da molto tempo bisogna avere molta precauzione, perché abbiamo avuto anche Gallà che ha giocato 2 partite e poi si è fatto male, e abbiamo dovuto avere pazienza anche con lui. Per quanto riguarda l'umiltà, per me l'umiltà è quella di tutte le volte che scendo in campo devo correre per un compagno. Allora questa è l'umiltà che può trasformarsi in un qualcosa di importante per l'equipo, e i nostri aficionados vogliono questo. Dobbiamo essere attaccati alla nostra camisetta, dobbiamo essere attaccati alla nostra squadra con grande rispetto, ma l'umiltà è correre per il compagno. Mister, buenos días. Buenos días. Pablo Andrano, de Deportes 4. Mister, ¿le preocupa o le molesta que se esté publicando que usted a estas alturas ya tiene peores registros che Gary Neville? Non mi preoccupa nulla, nada, anche perché se guardiamo le partite che abbiamo fatte, la maggior parte le abbiamo giocate in trasferta. Sono arrivato in una situazione diversa, molto complicata. La prima mia parola in conferenza stampa ho detto è una sfida per todos, non solo per me, e quindi è una sfida che voglio vincere, che voglio andare a ganare, ma ci vuole calma, pazienza, umiltà, e dobbiamo essere todos juntos. Questo per me conta di più che tutti i risultati, che tutti i numeri. Mister, Dani Meroño, para Deportes con Julio Insan, director de Sport. Quería preguntarle si le preocupa la falta de gol que tiene el equipo y en ese caso, ¿a qué cree que se debe? Si es una cosa de futbolistas, es una cosa del sistema de juego o simplemente es mala suerte. Gracias. Mancanza di gol, diciamo che dobbiamo migliorare molto. Dobbiamo pensare di attaccare l'area di rigore con più giocatori e avere il coraggio di cercare questi passaggi filtranti in area di rigore. Questo dobbiamo fare. Hola, mister. Alberto Chile de Radio Marca. Me gustaría preguntarle, cuando el equipo lleva esta racha de malos resultados que lleva en Liga y comienza una competición nueva, ¿cómo se hace psicológicamente para que el equipo haga borrón y cuenta nueva, empiece de cero y no se vea influenciado psicológicamente por la situación que vive? È chiaro che l'allenatore deve allenare i giocatori anche da un punto di vista psicologico, e lo stiamo facendo vedere a loro le immagini dell'ultima partita con Sevilla, che hicimos disputato un gran partido. Claro che essendo l'allenatore devo anche lavorare da un punto di vista psicologico agli aficionados e a todos, perché è tutto un movimento che è depresso, non solo i giocatori. Invece la risposta è: todos juntos possiamo uscire da questa situazione. Todos juntos.
días. Buenos días. Juan Carlos de las Provincias. Dos cuestiones muy breves. El sistema que empleó en Sevilla, ¿usted cree que es el mejor actualmente para el Valencia para salir de esta situación? Y si esa reclamación de humildad que usted ha pedido ya ha sido, ya la ha percibido en los jugadores. O sea, los jugadores ya han demostrado que ya han recibido el mensaje o siguen igual. Sì, claro. Per quanto riguarda il sistema di gioco, è un sistema nuovo, però in pochi giorni i giocatori sono stati molto bravi a recepirlo. Quindi in questo momento abbiamo due sistemi di gioco, quindi è un valore per noi. Per nosotros è un valore avere due sistemi di gioco. Per quanto riguarda l'umiltà, ho avuto delle risposte straordinarie da parte di tutti e quindi noi dobbiamo lavorare e continuare a lavorare su questa base. Anche se ogni tanto ricorderemo questa parola, perché questa parola racchiude tutto, ma le risposte sono state molto, molto buone. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias a todos como siempre. Buenas tardes. Ok, gracias. César Rondelli, así que